Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha nominato un nuovo assessore, il consigliere comunale Salvatore Acri, che subentra al dimissionario Lorenzo Pace, che ha lasciato per problemi personali. Castellino ha affidato all'ingegnere Acri le deleghe all'edilizia, patrimonio, infrastrutture, agricoltura, turismo, caccia e pesca. L'assessore Lorenzo Pace, dottor Lorenzo Pace, che ringrazio per questo anno di proficuo lavoro e per la sinergia con la quale si è integrato con la mia squadra di governo e con tutta la mia maggioranza e tutto il Consiglio Comunale nella sua interezza e gli impiegati del nostro Comune, per ragioni squisitamente personali ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni. Sapete che è un dirigente dell'ASP di Agrigento e quindi ha degli impegni che lo stanno portando un pochettino a doversi dedicare agli impegni lavorativi che sono diventati assai pressanti, ma ha lavorato in maniera proficua e lo ringrazio in tutto questo anno che con noi ha condiviso. Vi è un cambio come sempre all'insegna della collaborazione e della condivisione di un progetto e quindi la scelta è ricaduta nell'amico e nel consigliere Salvatore Acri di Riprendiamoci il Futuro, che andrà oggi stesso a sostituire l'amico Lorenzo Pace. Due amici che si daranno il cambio all'interno della giunta di Palma di Montechiaro e che potranno proseguire il lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti con notevoli risultati e con notevole impegno e sacrificio. Auguro un buon lavoro all'ingegnere Acri, che saprà sicuramente integrarsi immediatamente, stante il fatto che è stato ed è un consigliere di maggioranza che non ha mai lesinato e far venuto meno il sostegno e l'affetto verso questa amministrazione. Io intanto volevo ringraziare il sindaco per la fiducia accordatami, spendere due parole. Io sono già consigliere comunale, quindi in primis cercherò di portare avanti il nostro programma elettorale e poi di spendermi al 100% nei confronti della nostra città sotto le linee guida del nostro sindaco, che è un mio collega ingegnere. Quindi io in qualità di tecnico cercherò di coadiuvarlo in tutto quello che riguarda, così come accennava il sindaco, l'edilizia, il patrimonio e dargli una mano anche sui lavori pubblici. Altresì vorrei ringraziare chi è che mi ha preceduto e con grande impegno e sacrificio vorrei portare a termine le numerose iniziative che già ha iniziato il dottore Pace, ringraziarlo anche lui perché adesso mi ritroverò per certi punti di vista la strada spianata. Io colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto il nostro amato sindaco che mi ha concesso questa fiducia, con cui ho lavorato un intero anno, ma non solo con lui ma anche con tutta la giunta e con i vari assessori che hanno sia preceduto che susseguito successivamente le sue amministrazioni, nonché il Consiglio Comunale e il nostro consigliere nonché nuovo assessore che fa parte del mio gruppo politico Riprendiamoci il Futuro, con cui spero che possiamo produrre risultati per il futuro e dare avvio a nuove iniziative e a nuovi eventi. Sicuramente per il futuro, e avremo sicuramente dei buoni risultati per l'avvenire.